La paraula di Samuel si indriccià a tutto Israele. In quel frattempo, al capità che i filisteos si derindoglie per battere Israele, e israelis urlerin inquintri per taccaio. Si campare in doglie di Eben Ezer, alla quale che i filisteos erin campas a Afec. I filisteos si erin mettusi in schirie contro Israele. La lotta fu tremende, e Israele al chiappò un pes dei filisteos. Des lor schiris a forin mancias un 4.000 oms in plene campagne. I soldats a tornare in tal campamento e gli anzians a diserin: Parce pol Signor, noi sei al fas combatti contro dei filisteos? Anin a Silo, e chiolin l'artie dal pad del Signor nestri Diu, che vegna anche ie fra mies di no, e che nos salvi desmuarse dai nostri nemici. Il popolo al mandà Silo a porta via di lì l'artie dal pad del Signor de Schiris, che le sentat parzore dei cherubins. Accompagnare in l'artie i due figli di Eli, Cofni e Pincas. Quando l'artie del Signor è arrivata al campamento, tutti gli israelis appetarono un berli di fare imbombare la tierra. I filisteos a sentirin il sunsur dei berli e a diseri: ci sono che sberli dal campamento degli ebreos, e a venirin a sapere che era arrivata dal campamento l'artie del Signore. Allora i filisteos a chiappare in pore, perché a diseri: Dio è venuto al campamento. A diseri: puars mai no, che une robe compagne non era mai state succedute prime. Puars mai no, cugnus di avarai al desmans di un Dio tan potente. Allelui che l'ha battuto l'Egitto con ogni sorte di plaista al deserto. Dai coraggio e ci ridiesi oms filisteos, se no olin a finire sotto i pis dei ebreos come che lor e an stazzo di vualtris. Faseisi coraggio e batteisi. I filisteos attaccarono in battaglia, e israelis a fuori in battus, e ognuno al fuite sottende. Al fon macialissi di fapore. Di Israele arrestarono in tiere 30.000 soldati sapit. L'artie di Dio fu portata via, e i due figli di Eli, Cofni e Pincas, lasciarono le vite. Un uomo di Beniamin lasciò gli schiris, e in te stesse giornate arriva a Silo, cui vestis due sbregas e il chiav dut plen di pulvin. Co arriva, egli all'era sentato sulla sossente d'ogni de puarte, e al tenive di voli la strada di Mizpe, perché che il socur stava in pene pe arti di Dio. Si che dunque che stompa arriva a portare la nuove tessitat, e pe sitat si sentì tutto un berli. Eli al sentì berli si al domandà: «C'è al dut che da voi?» L'uomo arriva di corse e conta tutta Eli. Eli alveve 98 anni, alveve voi sieras e non arrivava a viodi. L'uomo mi disse a Eli: «O venda al campamento, o so stiampat voi de schiris». Che l'altri gli domandà: «C'è succeduto, po figlio?» Il Messi rispondè: Israele le fuit denanda ai filisteos, i soldati sono stati sfruciati, e anche i tuoi due figli, Cofni e Pincas, sono morti. L'artie del Signore le han portate via. Sintinta fevelade artie di Dio, egli al colà descente par daur, traviers de puarte, si spaccà al grob de coppe e al morì. Anche par vie, caliere su cuiain se grivi. Alveve giudicato Israele par 40 anni. Sobrut, la femmina di Pincas, era in stas, e mangiava poco per poiarsi tagliet. Appena che sentì la nuove, che aveva in strafuide l'arti di Dio, e che suo miser e il som erin muars, si scrufuià e apparturì, che ieri inviadis lis dois.
Midian che era prossimi a morire, che es che davi un man e diseri, dati coraggio che tu has partorito un canai, ma ei non risponde per aule e non volesse avente di nuie. I mettenon al frut i cabod, disint, la gloria e sta de bandide di Israele, facendo riferimento all'arte di Dio che l'aveva in strafuide, e al suo miser e al som, e dise, la gloria e sta de bandide di Israele, perché era stata portata via l'arte di Dio.